Come fa un casolare abbandonato, perso nelle nostre campagne, a trasformarsi nel cuore pulsante di un'intera rete di spaccio? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Oggi ti porto con me all'interno di una maxi operazione antidroga della polizia in provincia del Vistano. Resta fino alla fine e scoprirai non solo cosa hanno sequestrato, ma anche il luogo segreto che fungeva da vero e proprio quartier generale per gli spacciatori. Siamo in provincia del Vistano, dove la questura ha messo in campo una task force imponente. Decine di agenti, unità cinofile, reparto prevenzione crimine e squadra mobile hanno stracciato il territorio. Il bilancio è pesante. 3 persone denunciate per spaccio e sequestri di ogni tipo di droga. Marijuana, cocaina, eroina e persino metanfetamine in cristalli. E da sardo che ogni giorno approfondisce le cronache locali sulle fonti più autorevoli, posso dirti che un'operazione così coordinata e vasta non è routine. È un segnale fortissimo che le nostre forze dell'ordine hanno voluto lanciare. Le perquisizioni hanno colpito diverse abitazioni tra Cabras e Rio da Sardo, ma non è lì che si nascondeva il vero centro dell'attività. Gli investigatori avevano messo gli occhi su un posto isolato, un luogo che loro stessi hanno ribattezzato il casolare dello spaccio. Quello che hanno trovato lì dentro è la prova che non si trattava di piccoli spacciatori, ma di un'organizzazione ben strutturata. Ti svelo i dettagli tra un attimo. Questa operazione ha un significato che va oltre il semplice arresto di criminali. La questura l'ha detto chiaramente. I controlli sono stati intensificati proprio ora in vista della riapertura delle scuole. Questa non è solo una lotta allo spaccio, è una battaglia per proteggere i più giovani. È un tentativo di arginare un veleno che sempre più spesso si insinua tra i giovanissimi, nelle nostre piazze e fuori dai nostri istituti, minacciando il futuro della nostra comunità. E ora parliamo di quel casolare dello spaccio. Cosa lo rendeva così centrale? Al suo interno gli agenti hanno trovato il grosso del carico, quasi mezzo chilo di marijuana e dosi di cocaina, ma il dettaglio che chiude il cerchio è un altro. Hanno trovato anche cannucce ricavate da penne, usate per fumare la cocaina in base. Questo significa che quel posto non era solo un magazzino, ma un vero e proprio punto di ritrovo e di consumo, un covo nascosto lontano da occhi indiscreti. Di fronte a un'azione così forte delle forze dell'ordine per proteggere i ragazzi all'inizio della scuola, la domanda che ti pongo è questa. Al di là del lavoro eccezionale della polizia, qual è secondo te il ruolo più importante che la famiglia e la scuola devono avere per vincere questa battaglia?